troviamo in paradiso, cioè Gesù e San Pietro. Allora Gesù chiama Pietro e ci fa: Pietro, che c'è? Signore, dice domani mattina, dice tu ti metti, a proposito dell'oranza funebre, ti metti al reparto funebre, man mano che salgono i defunti, se loro ti fanno una domanda alla quale tu non potrai rispondere, gli ridarai la vita. San Pietro, ma che mi stai dicendo? Io so tutte cose. Non ti preoccupare Pietro, è una cosa nuova. Vabbè, cioè se loro mi fanno una domanda e non indovino, dice ma io faccio tutte cose, vabbè. Perciò l'indomani mattina San Pietro si mette a poi sta bella sistemato, tutto vissuto, Dolce Gabbana, tutto sistemato, e che ci tiene San Pietro a fare bella fiore. Arrivo primo, dice buongiorno, piacere San Pietro, piacere Filippo, dice che ci è successo? Guardi, mia moglie mi fece un piatto di pasta e sogno che... Dice guarda, me ne spiace per lei, dice comunque sa, se lei mi fa una domanda alla quale io non potrò rispondere, le ridarò la vita. Ma che mi stai dicendo? È la verità. Ma te lo sapeva, ma preparava a casa, io che saccio queste cose. Comunque preso all'improvviso ci fa: San Pietro, voglio sapere il numero esatto di tutte le formicole che ci sono nel mondo, e voglio sapere tutte. San Pietro senza muoversi ci fa 1.928.000,27, perché una scavazzava ora, mi dispiace, prego. Arrivo secondo, ci piacere Vincenzo, piacere San Pietro, dice come morio, guarda, dicevo a casa, appena fece un passo, pom, mi piglia di petto e sogno, dice guardi, stia più attento, comunque, se lei mi fa una domanda alla quale io non potrò rispondere, le ridarò la vita. Ma queste cose nuove, io non ero preparato, magari il saccio che ci posso dire, tentando, dice questo mi ridà la vita. San Pietro, voglio sapere il numero esatto delle persone che c'erano durante la partita Palermo-Catanzaro del 1964 e voglio sapere tutti. E San Pietro attacca, tutti ci venga a tutte le persone che erano allo stadio. E qua sale lui, Totò di Ballarò, noto quartiere underground palermitano. Troppo bello, non è che... Allora, io, per farvi capire tutta la sua sicilianità, io appena arriva alla porta picchia si è sentato puliata. San Pietro, ma com'è questo? Il tempio che per la porta già se San Pietro sta lei. Ma me l'avevano detto che c'erano i nuvole, ma noi questa maniera sta lei. E là sta San Pietro messo davanti, era così. Dopo 5 minuti che Chiccio faceva tale, San Pietro, senta, per davanti a voi, si mettesse caravanza, mi scusi, è la prima volta. Dice, piacere Totò di Ballarò, piacere San Pietro. Ma che mi sta dicendo? Che ci fu? Ma lei è San Pietro che dura la televisione, che si è fatto un caffè da canale? Ma finisse, per favore, ma la smetta, guarda. No, dice, allora, Totò, se lei mi fa una domanda alla quale io non potrò rispondere, le ridarò la vita. Sì, vabbè, mi sta picchiando per fissa, vabbè, perché sogno simpatico, come sono ambientato subito. No, è la verità. Cioè, se io le faccio una domanda e lei non inserta, io me ne scinno a rere un cacchi. E qui Totò di Ballarò, uno che si era fatto veramente con la forza, il sudore, ci scatta tutto il suo siciliano. Si concentra tutta la sua massa cerebrale in un centesimo di secondo, talia punta Novattia a San Pietro, Covattio e K, e ci fa: San Pietro, di che colore è o perito? E San Pietro, come? Sì. Di che colore è o perito? Ma vedi che razza di domande, cose di pazzi. Di che colore è o perito? Io che saccio? Io lo faccio, ma non è che ci stai attento al colore, io non lo so. Che poi, chi lo capeva senza sapere che colore ho preso? Damate bianco, no, blu, manco, verdino, manco. Insomma, ore e ore di elencazione di colori. Dopo 9 ore mischino San Pietro tutto usurato. Ci fa: Totò, non lo so, hai vinto tu, ti ridò la vita. Immaginate, palermitano riservato muto io e muto tu. Nell'indomani, no, giornali Sicilia, a carattere cubitale, in prima pagina. Ditegli a San Pietro che colore è o perito e vi ridanno la vita. Tu immagini, la gente per sapere arriva a San Pietro che colore è o perito, via, e che lo sanno per bottare sale. Acchiaravano e scendevano. Sciopero delle oranze funebri, perché ormai un funerale non si faceva più nulla, il tempo a chiamare c'era da sotto, ma c'era il tempo. Ormai erano cambiate tutte le mode, pensate in chiesa.
O morto con i parenti che ci ballavano, ci cantavano le canzoni. Ormai negli ospedali chi questo padre, ma ci passa tutte cose, che se te pensavamo fatti una piccerina, avevamo pensato. Fermi. Aspetta. Ormai facevano le gite con il pullman, si acchianavano 54 e si mettevano la bomba sotto. Esplodevano, si presentavano in nuovo paradiso, scendevano, si facevano paradiso. Poi al momento di ritornare l'autista si acchianava e diceva San Pietro che colore ho perito per me è tutte 54 e se ne scendevano. Ora, giustamente un giorno Gesù cammina per il paradiso e non c'era nulla. E cerca San Pietro. Io sapevo che succedeva qualche cosa. Pietro! E lo trovo dopo un quarto d'ora in un agnone, in un angolo, e schieno tutto. Pietro, ma che è successo? Ma come non ti ricordi niente? Che non c'è nulla. Lei se la ricorda quella domanda che mi dice? E che cosa ti dicono? Mi dicono San Pietro. Di che colore è il pirito? Io non saggio. Pietro, il pirito è in colore. E a me fotti in colori, a uno addirittura ci fa a dire Ermellino, vedi quanto sogno proprio, così fotti in colore mi fotti, mettiti davanti alla va bene se mette davanti appena un coccio primo. Chiedo tranquillo da sotto, che sei moreno, ne avremo chiottato, dopo mi arriva da capo. Sapete che colore è il pirito? Il pirito in colore. Che dici? Non me ne niente, infilati, sciò, fatti. Invece la casa di gente chiamava San Pietro che pam, in colore, levati davanti, sciò. Anche la domanda ci faceva fare. C'era gente che San Pietro, pam, leva, te ne chiede completamente. Ora Totò di Ballaro dopo 1 anno e mezzo di nuovo in punta di morte. Un po' di vascine che hanno... Ieri ci se l'ha appena a squarare da un capo, e chiama sua moglie e ci fa già. Lo vedi appena stai io sogno, tu mi ci metti lo scolapasta a fare questa cortesia. Dici, ma che da chi l'ha fatto? Ho fatto affaretto, se mi vuoi rivedere mettici lo scolapasta. Vabbè. Le cose andavano per il meglio, paradiso chino chino, arriva Totò di Ballaro, muore e si è sentato poliata. Che San Pietro mi che malaina. Iddio, ecca, ora, ma c'è da un tompolone da far arrivare. Allora, chi già che si guardava, si appena già se, poi, San Pietro, si ricorda di me? Io mi ricordo di lei, mi stava facendo ittare fuori un paradiso, mi ricordo di lei. Ma mi faccia la domanda, ci si posso prendere un'opzione che c'è? Prego. Che tu mi chiesci con la pasta, San Pietro. Guardi che glielo faccio mezza volta, lei può chiamare Biscardi, il moviolone, che stai tranquillo che non ci sono problemi. Io ci sto dicendo, glielo faccio mezza volta, fallo! Che tu picchio con la paxa, se ferria, San Pietro, pep, di quale pitto sono io? Vedi? La sicilianità, siamo sempre esperti, sempre.